Salute a tutti. La distanza che intercorreva tra Taras e Longoni era di 12 miglia, 17,76 km, più o meno la misura dell'attuale percorso che lega Vignola a Santa Teresa di Gallura. La stazione di sosta era situata a un paio di chilometri dal centro abitato di Longoni, sull'incrocio tra le strade che conducevano a Olbia e Tempio. Durante il cristianesimo, il sistema di accoglienza lungo le fermate per il cambio dei cavalli o per il riposo dei pellegrini fu gestito dalla Chiesa. In molti casi tali stazioni furono chiamate Madonna del Buon Cammino. In precedenza molte di queste case cantoniere o centri di ristoro dell'antichità furono dedicate alla Madonna di Itria. Ne sono una testimonianza gli edifici di culto consacrati a questa santa disposti lungo le vie principali, tra cui quello sulla strada tra Asuni e Genoni. Il nome Itria è inserito nel più antico Odigitria, pronunciato Odigitria, che significa Nostra Signora della Guardia. È chiaro comunque che si tratta di una festività cristiana, quindi medievale, che molto probabilmente fa riferimento a una divinità pagana. Infatti centri importanti quali Ittiri, toponimo che si rifà a Ittri, provengono da una cultura millenaria. Alcuni storici greci collocano l'isola di Eruthia, detta pure Erutrea o Erutria, rossa nei pressi del fiume Oceano, altri ancora nella Lusitania, Lusia sarda. Con il nome di Erutria o Erutrea veniva denominata anche la ninfa Eruchina, dea o venere della croce, che impersonava la diva sarda Cunnusa. Pertanto Itria potrebbe essere stata la Venere sarda cruciforme o rossa. Da ciò nell'isola la tabula peutingeriana mostra la via Crucis o della croce. Santa Teresa di Gallura, la chiesa di Nostra Signora del Buon Cammino, è situata nel crocevia di strade che si snodano dal porto verso la periferia. Longoni si trovava nelle immediate vicinanze del porto ed era strategica per i collegamenti con la Corsica e con il resto della Gallura. Il porto di Longoni era ben protetto dai venti e dalle mareggiate, incuneandosi in un lungo canale o lungoni nell'entroterra. Sulla sponda opposta alle banchine della città portuale sono evidenti i resti di un enorme fortilizio, posto a guardia dell'ingresso a mare. Tale baluardo viene collocato cronologicamente nel Medioevo, ma la sua imponenza fa presagire un utilizzo della struttura in periodi più remoti. Ancora oggi, sebbene in completo stato di abbandono, il forte mostra intatta tutta la sua maestosità. Nel periodo romano, il breve tratto di mare che separava la Sardegna dalla Corsica, oggi chiamato Bocche di Bonifacio, era detto Tafros, Fossa, Trincea o Fretum Gallicum, Stretto Gallico, indicando indirettamente la Gallura quale territorio dei Sardo-Corsi o popolo dei Galli di Gallura. Scavi archeologici condotti nei pressi della chiesa di Buon Cammino hanno portato alla luce le strutture di un tempio del periodo romano, che vanno dal I al V secolo d.C. Nei primi anni del XIX secolo sul sito fu realizzata una fornace per la produzione della calce, riutilizzando parte della struttura di età romana. Essendo Buon Cammino una stazione di sosta, come altre con lo stesso nome presenti nell'itinerario antonino, è probabile che il forno per la calce sia stato sovrapposto a quello per il riscaldamento dell'acqua termale. Le popolazioni che abitavano lungo la Sardegna nord-orientale, che vedevano il sole nascere, assumevano per questo il nome del Gallo o dell'Alba, vale a dire galluresi, luccheres e galilensi. Questi avevano dato i natali a cognomi quali Gallus, Gali, Galistu, Galisai per la Gallura e la Galilla, Luche, Luzzu, Loche per la Luchia. Galana è il complimento rivolto ancora oggi a una donna solare. Apollo, Apud, il Gallo o il Pud, Babai sardo, impersonava il sole che nasceva alle 6 del mattino e tramontava alle 6 di sera. Il quarto e ultimo turno di guardia andava dalle 3 alle 6 del mattino e veniva appellato Gallicinium, termine composto da Gallo e da Lucinium o Luchinzu, da Lucche. Questo momento era contrassegnato dal passaggio nel cielo della stella Lucifera, ovvero sia del pianeta oggi denominato Venere, che era ben visibile all'imbrunire e all'alba. I sardi chiamarono questa stella Luciferro, Lucifero.
Il suffisso ferro, in latino ferox, prima che comparisse l'omonimo metallo, significava tenacia, per cui tale composto risultava in luce feroce. I sacerdoti del sole indossavano il copricapo piumato o pennato come quello portato dal Sardus Pater. Anche i pater penates o pinnati romani usavano elmi crestati o pennati come la crista di un gallo. Gli egiziani chiamavano questi guerrieri con l'appellativo di Peleset, comparandoli agli omonimi Perlagi greci e ai Pelestini orientali. Tali figure compaiono nel disco di Festo, riprodotto circa 1700 anni prima di Cristo, e nei bassorilievi egizi. La galea piumata è pure rappresentata nei bronzetti nuragici e nelle monete romane repubblicane. Il letterato romano Ovidio, nella sua Ars Amatoria, colloca Minosse e Dedalo nella città cretese di Knossos o Cunnusu. Per Apollodoro Minosse ebbe la signoria di quasi tutte le isole. Vissuto a cavallo dell'anno 0 di Cristo, Ovidio descrive nelle sue Metamorfosi il re di Creta Minosse in questo modo: Minosse nascondeva il capo sotto un elmo grazioso cristato di penne. Molo, uno dei bastardi di Minosse, aveva dipinto proprio un gallo sullo scudo, dunque un apuddu, poiché si vantava di discendere da Elio, il nome greco di Apollo. Un genere di quercia che produce un tipo particolare di ghianda è detto balanus, da balari, trascritto in termini scientifici balanus sardianus, con inequivocabile riferimento ai balari sardi. A tale proposito, Tito Livio riporta un avvenimento storico importante. Mentre si guerreggiava in Macedonia, vennero a Roma, da oltre le Alpi, ambasciatori di un piccolo re dei Galli, chiamato, si dice, Balanus, ma non si sapeva di che nazione fosse, promettendo soccorsi per quella guerra. Il Senato li ringraziò e mandò loro in dono una collana d'oro. Il denario di Valerius Acisculus, coniato nel 45 a.C., raffigura sul dritto la testa del dio del sole con la corona radiata, uguale al lemmo pennato del Sardus Pater, e sul rovescio la dea della luna su una biga. In altre scene Apollo era impersonato con la testa laureata, piumata o diademata, simile alle teste degli dei pennati del denario di Anzius Restio e la testa giovanile diademata dei denari di Quintus Sicinius, 49 a.C. Lo scrittore romano Varrone chiama i merli delle mura pinne e dice che traggono origine dai pennacchi sugli elmi. La testimonianza di Varrone è confermata da un affresco presente in una tomba sannita a Nola, in Campania, dove sono raffigurati due guerrieri portanti l'uno l'elmo cornuto e l'altro l'elmo pennato. L'elmo cornuto è detto corus, ossia corru, mentre quello pennato è chiamato caboni. Tale cognome è presente soprattutto nel Medio Campidano e rappresenta proprio il capogallo che comanda nel pollaio. In Ogliastra, per questo, all'uomo con la cresta dei capelli sollevata gli viene rivolto il complimento Cavuniscu bellum inchigiristau. Un saluto a sole riportato in un brano di Piero Marras tratto dall'album Abardente intitolato Bentue Macchighine, in cui il composto macu, ghine, traduce l'italiano mago, gene, ossia vento della genia del mago. Ecco il ritornello: curri a tancare sa Gianna de Re, curri a tancare, gai gustusole non fa che da tempus a sicandare. Corri a chiudere subito la porta, corri a chiudere, così questo sole non fa in tempo ad andarsene. Da Esagadura Sagalilla, colende per i donzi loco de sa Sardigna. Vos saludos, totus.